Abbiamo parlato soprattutto di Forza Italia del futuro, di come strutturarla, di cosa fare, del progetto per ritornare a un progetto. Si è parlato dei nostri alleati futuri ed è proprio qui che è venuto fuori l'accenno al sistema elettorale, perché è evidente che se dovesse rimanere quello che si chiama il Porcellum, inventato, lo ricordo sempre, nella regione Toscana, dove notoriamente non sono nostre le posizioni dominanti. Ecco, se si dovesse votare col Porcellum è chiaro che occorre avere la maggioranza e quindi o abbiamo il 51% noi da soli oppure bisognerà fare un'alleanza con loro. Ma se si dovesse tornare ad altri sistemi di voto si può andare benissimo separati, quindi è difficile prendere una decisione sulle alleanze prima di conoscere la legge elettorale. No?